Allora, siamo sempre col presidente di Consum. Abbiamo parlato di tassi da ritrattare, riprendere in considerazione, è importantissimo farlo per salvarsi praticamente. Parliamo anche di altre forme di ritrattazione e considerazione delle nostre abitudini di vita. Un attimo solo, mi piace che ci orientano verso un sano ed equilibrato genuina alimentazione bio, ma chi se lo può permettere questo? Non fa altro che renderci consapevoli della nostra miseria, parlo per le persone normali. È una transizione energetica, no? Che costa una roba allucinante. Sì, sono d'accordo, perché purtroppo tutte queste nuovi scenari, nuove possibilità che dovrebbero aumentare la nostra qualità della vita, però hanno un percorso, una digressione piuttosto ad ostacoli, difficoltosa per il consumatore. Come si diceva prima, c'è il tema naturalmente della transizione ecologica, che ha un costo, che in parte è sulle spalle del povero cittadino. C'è il tema anche del biologico e dell'alimentazione sana, che è importante che ci sia un dibattito, una riflessione, una consapevolezza da parte del consumatore. Deve essere fattibile farla, però esatto, deve avere dei costi abbordabili, perché come dicevamo prima la classe media oggigiorno è sotto pressione e il suo bilancio familiare è sempre, non dico in rosso, però in giallo, e quindi sopportare ulteriori costi diventa difficile. Poi c'è anche un problema di offerta. Oggigiorno nel settore dell'alimentare è quello che troviamo più facilmente, più diffuso, è sicuramente delle occasioni di acquisto del cosiddetto cibo spazzatura. Che costa molto meno, riempie molto di più, ma fa anche molto più male. Quindi anche l'offerta da questo punto di vista dovrebbe essere rimodulata. Ma qual è il soggetto che può fare questo? Cioè aiutare il consumatore a far fronte a queste transizioni ecologiche, alimentari e quant'altro, e cambiare anche un po' la tipologia dell'offerta. È il decisore pubblico. Noi abbiamo bisogno di un intervento e di un progetto politico serio che sia in grado di aiutare le persone della classe media a approcciarsi a queste transizioni, ed approfittare di queste transizioni in maniera equa, perché altrimenti restano solo per chi è all'apice, per chi diventa la sfida di Sisifo, e diventa molto difficile. Chiaramente, se io devo scegliere in un periodo di difficoltà se andare alla fast food piuttosto che al ristorante bio, chiaramente faccio un paio di conti, e magari al ristorante bio ci andrò una volta ogni 6 mesi, alla fast food una volta al mese. E cioè, anche questo naturalmente è un tema che va attenzionato. Quindi un intervento politico sicuramente, poi anche la consapevolezza del consumatore. Però mi ritrovo nel messaggio che citava l'ascoltatrice o l'ascoltatore prima. Certo. Consigli, diciamo altri consigli, abbiamo visto cosa fare con i mutui, quindi la surroga, la ricontrattazione eccetera, cosa fare con i propri stili di vita. Voi avete fatto sempre un decalogo nel vostro manuale, che tra l'altro è presente anche sul web, che è molto interessante, molto bello, c'è un bello ricco perché ha tante pagine, ci sono tutti gli ambiti che sono stati affrontati in più di 60 pagine, e qui al termine parla del decalogo energia e decalogo bilancio familiare, no? Li ricordiamo rapidamente, così partiamo col decalogo energia, che dopo ci allacciamo anche ai costi energetici che sono aumentati. Volentieri. Beh, innanzitutto quella guida è un po' il nostro fiore all'occhiello, se posso dire così, perché è la seconda edizione 2023 di una guida che noi abbiamo pensato per far fronte al caro vita, e quindi aiutare, accompagnare per quel che è possibile il consumatore a orientarsi nella scelta di prodotti e servizi e avere la possibilità anche di risparmiare. Riguarda a 360 gradi i vari settori merceologici che interessano il consumatore, quindi come si diceva settore bancario, settore finanziario, settore dell'energia, settore assicurativo, della spesa alimentare, della telefonia e quant'altro, ed è una guida che noi abbiamo realizzato anche con il contributo della Regione del Veneto nell'ambito dei progetti regionali di cui Adiconsum fa parte, proprio per disseminare
gratuitamente queste informazioni al consumatore veneto. Questo, ad esempio, che vediamo è il decalogo bilancio familiare, che sono 10 semplici regole che a volte possono essere anche ritenute delle regole come dire abbastanza ovvie, però credetemi che non per tutti lo sono. La prima è quella naturalmente di gestire in maniera opportuna le proprie spese, le entrate e le uscite, creare un vero e proprio bilancio familiare in modo tale da tenere sotto controllo tutto quello che è spesa. In una situazione di difficoltà come è stata quella passata, forse permane per alcuni ancora attualmente, è fondamentale sapere quali sono le proprie sostanze sulle quali è possibile contare. Quindi registrare entrate ed uscite è un'abitudine che può salvare veramente l'amministrazione economico-finanziaria della famiglia. È molto semplice farlo, basta avere un foglio, naturalmente quello delle entrate, a meno che non si sia particolarmente fortunati, non avrà molte voci, quelle delle uscite che possono essere raggruppate per settori, naturalmente quello dell'abbigliamento, dell'alimentazione, della scuola, dell'istruzione, dei viaggi, tempo libero, le bollette, mutui, finanziamenti. Sarà molto più cospicuo ed è bene tenerle monitorate, magari anche conservando tutte le pezze di acquisto, come possono essere le fatture, gli scontrini, le ricevute e quant'altro. Giusto, per una persona si fa un'idea un po' dell'andamento mensile, anche non so, le paghette per i figli, perché tante volte si trascurano queste qui, però fanno parte sempre del budget, no, familiare, di uscita tra l'altro. Certo. Anche se è un giro di conto, però in realtà è un'uscita, sì, perché poi non ci sono più. Risparmi almeno un 10% del tuo guadagno. Ecco, questa sì è una regola fondamentale. Quando è possibile sarebbe opportuno pensare al futuro, alle situazioni di crisi, a una spesa improvvisa come può essere la riparazione della macchina o anche una spesa sanitaria. Purtroppo oggi la nostra sanità non gode di ottima salute come dovrebbe, quindi tante volte ci si deve orientare al privato, forse ingiustamente, però è bene avere anche delle risorse per farvi fronte. Quindi un risparmio mensile di circa il 10% di quello che si guadagna deve essere preventivato in modo tale da avere delle sostanze per far fronte a delle situazioni di difficoltà. Diciamo che questa è un'ottima regola anche per la lotta al sovraindebitamento, cioè per evitare di arrivare ad una situazione in cui in maniera continua, sistematica, le spese sono di più delle entrate. Lo posso sopportare per un periodo, magari grazie anche a quanto ho messo da parte. Se mi abituo ad avere come dire, un equilibrio anche risparmiando, chiaramente riesco ad affrontare situazioni di difficoltà in maniera più serena e anche meno difficile. Angosciante. Attenzione al ricorso a mutui e finanziamenti prima di sottoscrivere i contratti, questo è molto importante. Questo è molto importante, la scelta di indebitarsi deve essere l'estrema ratio in sostanza, cioè la scelta ultima. Prima devo essere in grado di reperire le risorse in altra maniera e quindi vedere di far fronte a quella necessità o con il risparmio o con altre possibilità che possono essere la famiglia o quant'altro, anche se purtroppo la famiglia sta diventando sempre di più un ammortizzatore sociale e anche quella ha le sostanze dilapidate. Certo. E poi naturalmente, vagliate tutte queste opzioni, posso ricorrere ai mutui o al finanziamento, dipende naturalmente dalla finalità dell'indebitamento e chiaramente scegliendo degli strumenti che siano adatti alla mia capacità di rimborso. È vero che la società finanziaria o la banca deve fare uno studio preliminare sulle capacità di rimborso, perché è anche il suo interesse che il cliente sia in grado sempre di pagare, però anche noi dobbiamo abituarci a non fare il passo più lungo della gamba, perché ad esempio rischiare assolutamente la finanziaria non sa quanti mutui abbiamo in corso, anche se ci sono le banche dati che possono venire in aiuto, o comunque se ci sono dei finanziamenti, diciamo così, non censiti. Quindi noi dobbiamo essere in grado di fotografare la situazione, capire qual
qual è la nostra capacità di esposizione e comportarci di conseguenza. Prima di scegliere poi anche qui devo fare delle piccole indagini di mercato, cioè devo recarmi presso i vari istituti di credito, le varie finanziarie e chiedere una scheda sul prodotto del finanziamento in modo tale che io sappia qual è il costo di quello strumento. Tra l'altro, da questo punto di vista dobbiamo sempre guardare qual è il TAEG e il TAN, che sono i due indici che ci fanno capire il costo di quel debito. Il TAN è il tasso annuo nominale e quindi è il costo del denaro che viene prestato al consumatore. Il TAEG invece è un indicatore molto più specifico sul quale dobbiamo mettere più attenzione, perché mi dice qual è il costo totale del finanziamento, tenuto conto ad esempio delle assicurazioni, delle spese di istruttoria, delle spese di incassorata e quant'altro, e significa tasso annuo effettivo globale. Perfetto. Deve essere sempre pubblicizzato dalle società che mettono a disposizione del pubblico finanziamenti i mutui, quindi io da lì riesco a capire qual è lo strumento, la banca, l'istituto più conveniente, cioè quello che applica il TAEG più basso. Allora, il tempo vola, siamo arrivati all'ultima parte, quindi andiamo in pubblicità. Dobbiamo stringere al massimo perché c'è il problema degli aumenti degli energetici, che è un'altra bella botta che non ci si aspettava comunque, quindi riprendiamo un po' questo decalogo per quel che riguarda il bilancio familiare, vediamo metterci in mezzo qualcosa di energia rapidamente, ma dopo la pubblicità, tra poco.